arrivas. Ah, stavo tenendo un discorso sugli istinti, sulla genetica, un po', passami il termine, sulla pedofilia e sulle MILF, perché prima avevamo visto una figlia con la madre, entrambe insomma abbastanza prorompenti. Aspetta, perché adesso li metto in imbarazzo, vedi, non mi continuano più il discorso. Ma era un discorso interessante, cioè non era assolutamente neanche personale. No, cioè un altro discorso precedente. Sì, chiaro, però insomma stavamo parlando della psiche umana, quindi di una psiche collettiva, no? La psiche collettiva è la patata. Sì, ok, però stavamo parlando dei vari tipi, no, di interesse alla patata. Allora stavamo un attimo ragionando sul fatto, ma questa attrazione sul giovane o sul vecchio è una cosa soggettiva, oggettiva, ossia è genetica o può essere qualche derivazione psicologica, hai capito? Io comunque puntavo un po' sia sulla teen che sulla MILF. Fabio adesso non si sa se per cultura, bon ton, educazione, hai capito, non si sa cosa, ha detto no, della serie puntare sulla teen è una cosa illegale, è una cosa... Se si avvicina ai 18 sì, no, limite, io non la consiglio. ma io l'avevo interpretata come un 18, dopo voi mi avete detto no, là siamo sui 16. Se avessi avuto anche 18 io non l'avrei neanche considerato. Invece anche no. 20. Per l'età. 25 in su. Per l'età. Per l'età. 25 in su è una cosa Perché se avessi avuto 20 anni l'avresti fatto. Ma cosa avrei fatto, cosa? Fatto che? Un pensiero. No, avresti provato questa attrazione, no? Per l'età. Fosse stata per la conoscenza della persona, magari ventenne, magari che mi dimostravano qualcosa. Se aveva 20 anni avresti fatto qualcosa. Aveva 17 anni no. Ma 17 anni no. No, al di là dell'età. Cosa? Cioè, tu hai fatto un pensiero, però dice, io non so quanti anni ha perché non vedo la carta d'identità. Però se ha 20 anni, un pensiero se lo faccio. Seguito, se viene solo ai 24, 25, è già una cosa che può essere fattibile. Da maggiorenne un pensiero puoi farlo comunque. Ma no, lo so, ma io a me non interessa. A me la roba, però è da capire, vedi, è interessante anche questa sorta di autoanalisi, è di capire se questo non interessa, è una cosa, diciamo, un'autorestrizione che tu ti imponi, no? In quanto sei cresciuto in questa società che vede un po' come una cosa brutta, una cosa sbagliata andare con le teen, oppure se è veramente una cosa dettata dalla genetica, ossia a te realmente non interessa la teen ma preferisci la è quello da capire. Per quello vedi gli antichi pensatori, no? Parlavano sempre di umiltà. Per umiltà loro intendono la rinuncia alle tue convinzioni, ossia l'autoanalisi profonda e reale, perché in questa autoanalisi tu potresti trovare, diciamo, dei risultati, delle cose contraddittorie al tuo attuale modo di essere, in cui tu diresti no, io non mi rispecchio, o meglio ancora no, questa è una cosa da non fare, hai capito? L'autoanalisi è molto importante, però è una di quelle cose più difficili su questa terra, perché ci vuole molta intelligenza. Per intelligenza significa apertura mentale mista appunto a questa umiltà, quindi non potenza di calcolo. Fare una bella scopata fatta bene con la mamma che dover stare attento a quello che faccio con la figlia, scusa, vaffanculo. Io non direi mamma, direi di una donna, direi. Mamma nel senso, perché precludo che se la figlia ha 18 la mamma ne abbia almeno 35, 40. Io dico donna e ragazzina, secondo me. Donna e ragazzina, non è mamma e figlia. Questo che stai sentendo comunque è il pensiero razionale, no? che gira e formula. Ma se noi proviamo un attimo a escludere questo pensiero razionale e andiamo a analizzare un po' il nostro io interiore e reale, ossia quella spinta che riceviamo dall'istinto, no? Quindi dalla genetica, dal DNA, lì riscopriremo veramente il nostro se stesso. Le puntine del mondo è un canale con i rutti. Quando bestemmio, Io bestemmio tanto. no Fabio, mi rendo conto che bestemmio non perché non credo,
Ma perché hanno meno imposto che dire che bestemmiare è una cosa brutta. certo. E devo farla. Certo. Qui c'è Ma un anche tradire appunto. la donna- anche desiderare la donna d'altri è una cosa brutta, sai, te non mica segnato. Sulla bestemmia c'è un appunto, perché si parlava del Dio, di credere in Dio, non credere in Dio. Allora, innanzitutto sono due cose separate, il Dio e il Dio a cui noi ci riferiamo della bestemmia, perché il Dio a cui noi ci riferiamo della bestemmia è un'immagine creata dalla società cattolica di questo uomo con la Certo, barba certo, e tutto certo. ciò che Ed ci è- va ed è quello dietro. che io penso. Ed è una cosa. Poi c'è il Dio che solitamente io dico sempre, il Dio degli scienziati, no? Perché un essere pensante effettivamente come può dire non esiste un Dio? Però attenzione, dipende sempre dall'immagine del Dio che noi abbiamo, perché Dio cosa può essere? Può essere chi lo chiama l'universo. Ma sì, No, l'accendino non ha no, nome, non ha, ok. il tutto, ok? Perché tu dici cosa siamo, Però tutto non quello c'è che il vedi è nome. un insieme di atomi, elettroni, protoni e neutroni, che sono onde energetiche. Neutrini. Ci sarà un'intelligenza che coordina queste onde energetiche perché formino la materia e Certo. soprattutto il Io pensiero. condivido questo, però perché dovrei, scusami, permettimi, secondo il cristianesimo, il cattolicesimo, santificare ogni mia domenica per andare a pregare un Dio, voglio dire, che mi ha convinto quel che sia. Ma perché bestemmia? Allora, il Dio che loro hanno creato è necessario per due Dio mio, motivi. mi hai detto che sia il Dio tuo? Primo, per mantenere un... No, beep, beep, beep. Sì, ma ometto, te cambio qualcosa. Prima sì. per, comunque stavo È sempre dicendo, Dio? scusa perché ho messo i beep. Primo per creare un ordine in una società molto numerosa, quindi il non uccidere, il non rubare, eccetera, perché va a prevenire delle azioni che comporterebbero il caos, ok? E quindi l'autodistruzione di questa società. Seconda cosa, il Dio, la religione, il paradiso e l'inverno è nato anche per colmare una delle paure più ancestrali, più antiche, più insidiate beep dell'essere umano, ossia la paura della morte, la paura del sconosciuto. Con questa creazione di Dio, del paradiso e dell'inferno e tutto quello che vuoi, questa fascia politica che è la Chiesa cattolica, ma possiamo parlare anche della rincarnazione degli orientali e via discorrendo con le altre religioni, ha creato questa sorta di pace per l'essere umano che dice quando morirò comunque ci sarà un paradiso, quindi ha messo un attimo sottoterra questa paura, questa più grande paura che ha l'essere umano, ossia il morire. La paura del morire dell'essere umano secondo me si concentra non tanto nel dolore fisico che avverrà nel momento della morte, in quanto nell'abbandono da parte della mente dei ricordi del suo essere, di tutto ciò che ha guadagnato e che porta in questo cestino che è l'ego. Altro punto del bestemmiare che dicevamo, del corretto non corretto, diciamo che ci sono delle persone, molte persone, indipendentemente dal fatto che sia giusto, non giusto, giustificato, non giustificato, loro comunque quando tu dici una bestemmia, molli un rutto, ecco il mio ragionamento all'epoca era nato sui rutti, non sulle bestemmie, loro provano un senso di disagio, hai capito? Una sorta di tempesta interiore, no? Di ribellione, di scontro fra idee, quindi creiamo una sorta di guerra psicologica fra le parti, tra chi rutta o bestemmia e chi ritiene che il rutto e la bestemmia sia una cosa da non fare. Il mio ragionamento quella volta ha voluto nascere col rutto in quanto è molto più semplice da fare, sì, più che altro perché non si contrasta, no, con le idee troppo radicate dell'altra persona, delle altre persone, in quanto il rutto, io dicevo nei miei pensieri, cos'è? Non è altro che un espellere aria e creare un rumore, quindi niente. quindi è meglio ruttare che bestemmiare. A parte quello, ma se rutti in faccia a una persona è un conto, puoi trasmettergli dei batteri o può comunque, diciamo, essere un gesto abbastanza, diciamo, in qualche modo aggressivo in quanto invadi la prossemica di uno, no? Però ruttare a distanza sostanzialmente cos'è? Nulla. Però la nostra società ci porta a vedere il rutto come un qualcosa di grave, quindi vedi, creiamo queste immagini inutili, shocker. Dicevo poco fa che non dicevo mai Devo portare qua per il bank. Buddha Bueo o momento merda, perché a noi non dice niente, non è così forte come dire Beep, beep, beep. beep, ovviamente sì.
Allora, perché diciamo tu- che come No, raccontavamo no, anche dici prima, tutto. la parola Dio cos'è? Innanzitutto ricorda sempre il ragazzo che la parola non è la cosa. Questo perché quando uno dice io, posso essere io che dico Dio, e cos'è il Dio? Il Dio è l'interpretazione che do io a quella parola, ossia il peso, soprattutto il peso e il significato. Un'altra persona credente, religiosa, cattolica, tutto quello che vuoi, ha questa immagine di Dio completamente diversa dalla mia, che può essere l'ometto sulla nuvola, l'ometto che punisce, castiga, premia, ti manda nella nuvola anche te, no? A star lì beato, a godere di non si sa cosa, hai capito? E quindi anche lì, quando noi diciamo qualcosa, è sempre estremamente complesso farsi capire dagli altri, sia che sia la parola, sia che sia il sillogismo, perché ognuna delle due cose, ognuna dei due elementi, delle due formule, porta dietro dei preconcetti, porta dietro delle informazioni che ci appartengono, che sono parte di noi stessi e di ciò che noi abbiamo ereditato. Quindi interloquire col prossimo, capirai che in alcuni contesti spesso è una cosa impossibile. Video 100 erbe. Metti il bip anche su Maometto e Buddha. La GoPro che cade di continuo dentro. Metti il bip Aspetta, anche però. su Maometto e su Buddha, che non vorrei che qualcuno si incazzasse Gira il dopo. bicchiere. Beh, per sicurezza, esatto, bip. Beh, per sicurezza, ecco, anche bip su Maometto, Buddha e tutto quello che vuoi, insomma, anche sulla dea Kali, su che altro ci può essere. Beh, ne hanno inventati tanti di personaggi che noi conosciamo, diciamo quelli un po' più globalizzati in qualche modo, conosciuti, però in realtà di religioni e sette nel mondo e nella storia del mondo ce ne sono stati veramente a centinaia e centinaia, insomma. Però vedi, anche là è interessante questo ragionamento, no? Perché Bip. perché con centinaia e centinaia di divinità, no? Noi che siamo nati qui vediamo come unica verità la nostra di divinità. Nel contempo, contemporaneamente, nello stesso tempo, ma in un altro spazio, gli induisti, piuttosto che i tibetani, piuttosto che gli africani, vedono la loro divinità come verità e ci vedono a noi come quelli così che vaneggiano, no? Che si inventano il dio, il personaggio, il Pikachu della situazione, no? Perché è una sorta di Pokémon il tutto quanto, in cui ognuno ha il suo dio colorato con le proprie caratteristiche. Dipende sempre, appunto, vedi, da questa interpretazione che nasce da questa eredità culturale che tu prendi dalla società. Tipo noi qui vediamo il dio cattolico, il Gesù Cristo, però il discorso che avevo già fatto in passato, se io Singano, che vedo il Dio, il Gesù Cristo, la Madonna, tutto quello che vuoi, fossi nato in India, ma secondo te io avrei visto il Cristo e la Madonna? No, no! E quindi allora vedi dov'è la verità? Prenderesti nella vacca. De gustibus non disputando un est. Vabbè, non è questione di de gustibus. Beh, certo. Stiamo parlando appunto di questa immagine che noi ci creiamo, come diceva Fabio, no? Fin dalla nascita, perché ci Ce lo crescono, impongono fin dalla esatto, nascita. ce lo impongono, diciamo, in senso buono, Buono, ovviamente. sì, chiaramente, in quanto anche i nostri genitori, i erano nostri parenti e tutto quanto, figli di un'educazione. esatto, in cui- sono nati con quest'unica visione. Poi la vita è nostra, va gestita a modo nostro. No? Però comunque se loro fanno l'imprinting, come dicono molti, L'imprinting rimane. ti Non rimane. lo puoi cancellare. Quindi se io dico un porco, giungolato, che magari se prende qualcuno, Bip. non è mica detto che sia una cosa offensiva per forza, no? Beh, sono delle immagini e dei simboli, croci, parole, facciamo così. preghiere e via Dammi 2 discorrendo, secondi. molto importante, in quanto noi le acquisiamo fin dalla nascita e le portiamo avanti per tutto il resto della nostra vita, quindi entrano a far parte di noi come una cosa veramente profonda, quindi nostra, quindi vista come una verità assoluta. Ma
io dico che se mi sentite bestemmiare, insomma, io già preannuncio il fatto che non offendo nessuno, quindi tranquilli. Ma è una tua visione. Continuate pure a farvi i cazzi vostri. Non è È una tua visione. Per un cattolico è una cosa che era Esatto, il discorso di prima. La bestemmia per te non vale niente, è un intercalare, esattamente. È una parola generica. È relativamente è una parola generica. Sì, relativamente Ok, generica. per te è generica. Al momento c'è il Buddha, ci sono tante minchiate del No, genere. al momento non è un Minchiate. dio. È un profeta, è un profeta. Vabbè, ma adesso non facciamo. Il non Dio facciamo- è là, comunque. Vabbè, ok. Ti sto facendo un po' di Hai educazione. ragione, ok, quindi ok, mi hai corretto. Comunque, indipendentemente da questo, resta il fatto che Dio è una parola generica. Ok? Quindi non offendo Cristo, non offendo nessuno. È il mio. Io credo nel Dio sasso. Ma tu sei qua, Porco Dio. la parola è qua e che gli altri che ascoltano sono qua. Quindi attorno a quella parola girano varie interpretazioni. Esatto. La tua è quella, diciamo, abbastanza innocente, ossia il Dio è, meno il Dio che intendono loro, è un'immagine creata dalla mente, creata dalla società. Io credo che quando muori, infatti, queste immagini di Dio e queste cose le lasci qui sulla terra, perché la mente è la parte del corpo, ossia tutto ciò che tu farai Questa a meno è lasciare una qui. tua interpretazione materialista. In che senso? Una persona che crede in Dio non pensa che quando moriamo noi queste cose le lasciamo qua, se le già portano da convinto di un'altra andare in parte. paradiso? Cioè, Adesso no, ne paradiso è parla. quello che è comunque. Non possiamo saperlo, può essere, non possiamo saperlo. Esatto. Era la convinto religione è Chiesa questo, il da dubbio. la Chiesa che ha fatto milioni di morti con le crociate, ma dai, dava a fare in culo, dai, non stiamo parlando di questo. Quello è un altro discorso, stavamo parlando del mantenimento della memoria, perché la memoria intesa come conservazione dell'ego, ossia tutto ciò che io ho vissuto, tutto ciò che io sono, il mio modo di essere, il mio carattere. Secondo me ovviamente non è assolutamente una verità, in quanto nessuno di noi al mondo potrà sapere cosa verrà dopo, ma secondo me tutta questa cosa è parte della memoria. La memoria è parte del cervello e il cervello è parte del corpo. Esattamente. Quando muore il corpo si spegne il cervello, così cadono tutti i tuoi dii, tutti i tuoi credi, tutti i tuoi ricordi Anche tutti i porchi. e anche tutti i tuoi porchi. Ma Ma poi questa anche dopo. comunque è una visione materialista, perché per una persona che crede non è materialismo, è anima. Ma insomma, quando mi siete bestemmiare alla fine non sentitevi offesi, ok? È il mio intercalare che mi viene spontaneo e volentieri. Giustamente. Quindi non rompetemi i coglioni. Bip. E lasciatemi No, beh, andare. coglioni si può lasciare. No, c'è bip qua. Lasciatemi fare Testicoli, il cazzo voglio. testicoli che è un po' più... Mica offendo il vostro Dio. Vedi, purtroppo la differenza tra un materialista e un altro è l'anima, la differenza che c'è nella materia, nel corpo, c'è un'anima, ok? Che non si può dire, ok, brucio il corpo e l'anima si brucia, no, l'anima Sì, ma secondo me... è un'essenza. Ragionandoci bene a Voi siete fondo, troppo oltre rispetto a l'anima... me. No, non è per me, io non ci riesco sto. a collocarmi nel vostro discorso. Ma io No, Fabio no. sto descrivendo le cose che pensano gli altri. Ok. Perché per me quando muoio io, il mio corpo, il tuo corpo e il suo corpo Guarda, finisce, stop io e ne morta vivo là. una di vita, vivo la mia, ok? Non mi interessa un cazzo da rompere i coglioni agli altri. Quando che sono morto meno che te frega un cazzo. Perché nessuno. tu non sai che oltre la tua vita c'è qualcosa di più. Non so quanto si sente per il vento. Ma sarà, Esatto. ma sarà anche non vero questo, no? Chi lo dice? Non si sa, non, Allora, non lo devo sai. dire con i preconcetti sempre È io. proprio perché Condizionato anche perché non è sull'idea dimostrabile di- che uno ci crede, perché se tu ti dimostri che una cosa non è vera, non ci crede. La Però se non può La dimostrarla. bestemmia in sé è un intercalare comune che ti viene naturale, è normale farlo. Ma io sto facendo Perché? un Perché altro è una pa- dialettica. Fabio è un altro concentrato passo. sulla Mica- bestemmia. Sì, che sono stato su bestemmia, È un altro io passo. schifoso, perché non sarà mio normale io a preoccuparmi delle cose che ha a pensare gli altri, no? Beh, è una sorta di forma di Ma non è rispetto. Rispetto, esatto. Per Ma quanto l'unificazione ci sta. lo Il so, contesto qua il ci sta. discorso del rutto, per quanto per me gli altri sono scemi a interpretare il rutto come un qualcosa di sbagliato, il rutto a distanza perlomeno, cioè no il rutto in faccia, Che c'entra? comunque siccome so che loro sono affetti da questa malattia mentale che li porta a considerare il rutto come un qualcosa di sbagliato, io non rutto davanti a loro, vicino a loro, hai capito? Per il rispetto di quelle persone Rispetto che, esatto. di questa loro malattia mentale
passami il termine che è un po' pesante, malattia mentale, però malattia mentale anche sull'altra parte, no? certo, certo, certo. Ci sono miliardi di parti, non è che sia una cosa sola. Ecco, esattamente. Senza offesa, L'amico Però io resto convinto che una volta morti i ricordi, il nostro ego, il nostro io non ce lo portiamo mica dietro, ragazzi. Lo lasciamo su YouTube. No, perché Certo. è parte della mente. Se noi analizziamo, proviamo a entrare veramente nella nostra mente e proviamo anche a spegnerla. Proviamo a spegnere Non puoi- un attimo il nostro pensiero, la nostra mente. Non puoi spegnere YouTube, per esempio. Lascia perdere che No, certamente tu quello che stai facendo adesso rimane scritto su YouTube. Tu puoi anche certo, morire, certo. ma quello che hai fatto comunque gli altri lo vedono. Senz'altro, però la nostra È una memoria. certo, però la nostra vita, ossia l'interpretazione, ciò che noi vediamo, il nostro ego, perché alla fine cos'è l'esistenza? Tutto esiste da sempre, no? Però noi, questo è il mistero della vita, no? Noi vediamo, abbiamo la nostra personalità. Ah, ma non ve la fede questo mistero. No, è diverso. Cioè tipo io riconosco che io sono io e adesso sto parlando con Fabio, io esisto, sto parlando con Marco, io vedo, percepisco, sento freddo, eccetera. Però questo percepire, ok? Questa percezione dell'essere io, della mia esistenza, secondo me è parte della mente. E quando morirà il corpo, morirà anche questa cosa e andrà via. È tutto il tuo contenuto. E noi continuiamo a essere parte del tutto. Tranquillo, se vuoi adesso nei bidoni ci buttiamo dentro lì, che vedo il fondo. Ma tu è tutto male. Felice la vita. Quando muori non resta niente. Ecco perché, vedi, ci sono molte... Ma Parliamo ecco perché ho diritto tornando nel e libertà passato, di vivere certi come cazzo scrittori, voglio, no? per esempio, da Manzoni al Foscolo al Dante, cioè, sono ancora vive nelle nostre memorie perché hanno fatto delle cose Era rivoluzionaria la che cosa. vivono nel tempo al di là della loro vita. Il pensiero. Il È come pensiero. l'opera d'arte, no? Uguale, certo. Raffaello, gli è morto Un Van Gogh che vediamo i loro quadri adesso che siamo nel 2020. È sempre il pensiero, ossia Sì, l'interpretazione del bello. Esatto. L'interpretazione estetica, la percezione estetica delle cose. Però se pensi, Ossia un ramo della percezione estetica. se pensi a un'opera d'arte di un Raffaello di 500 anni fa, paragonata ad oggi, tutto- non c'è nessuno che la fa uguale, cioè quella è veramente un'opera Tutto, d'arte. e altre cose che fanno altri che non sappiamo adesso. Lì- Però sono lì- cose che rimangono nel tempo. Quando noi moriamo, finiamo tutto. Però secondo me di quello che resta, l'eredità che ci danno questi artisti, questi autori, non è il loro nome, è proprio la percezione che hanno condiviso con noi di quella bellezza, perché Bravo, noi riconosciamo quella bellezza Certo. tramite la stessa percezione. Certo, se tu non fai niente nella vita e muori, nessuno pensa a te e si ricorda di te. Però se nella Ma vita Marco, tu fai qualcosa... rimarrà uguale comunque, perché noi comuni mortali resteremo comunque indifferenti nella media, Cioè, c'è chi... Ehi! Dai, tutti si ricorderanno. Ma a differenza di me e di te, lui per esempio farà qualcosa di diverso, perché se lui mancherà più avanti, quello che lui ha fatto in YouTube rimarrà comunque. Ma non sarò io, perché... Sei tu, ma sei tu che hai visto... No, perché Sì. quello che ho fatto Sei tu, è... sono quello che percepisco di te adesso, domani, tra 10 anni e 20 anni. Cosa c'entra? Magari cambierà Non lo il so. pensiero fra di qua da qua. Non ho pensato pensiero, quello che vedono che ha fatto lui. Ma vedono cosa? Quello che ha Lui ha fatto... espresso un'opinione, lui sta No, lui ha fatto una sua visione. Lui quando fa una cosa del genere, fa una sua visione. Ok, però è una visione che se accettata è collettiva, quindi è anche parte degli altri, ma la mia visione che io ho portato, sia la percezione di me stesso che vede le cose, quella cesserà, perché questo ego, questo Yuri, questo Singano cesserà, perché è parte della mia mente,
ossia io vedo questo Sì, mare, dici, ok, io faccio, io adesso- penso. Questo io non ci sarà più, ci sarà solo il mare, ci sarà solo il pensare, ci sarà solo il magari non sarà neanche vedere. uguale. Esattamente, perché poi ognuno lo rivede. No, ma voi pensate che gli artisti, scultori Ho capito quello che vuol dire lui. no, e anche altre persone di 20 anni, 30 anni, 100 anni fa pensavano a cosa voi pensavate delle loro opere? No, non ci pensavano. Loro facevano le loro opere perché, Per loro. perché secondo loro era un'espressione della loro anima, del loro... per cui dopo, se adesso noi a queste persone qua ci piacciono adesso, dopo tanti anni, Abbiamo un pitturicchio nuovo qua. Perché abbiamo riscontrato Riscontra- lo stesso e pensiero. allora è il tuo discorso, tu non puoi criticare te stesso adesso che fai un video, No, perché ma- non sai, perché lo fai per te stesso e non sai a chi vada o chi non vada. Tu lo fai e basta, punto. Poi ci sarà un domani che ci saranno persone che apprezzeranno quello che tu hai fatto. Sì, io credo che Cioè, nel può mondo essere attualmente bello. c'è poca individualità. Noi comunque siamo mossi, come dicevamo prima, da una sorta di genetica e da un pensiero collettivo. Ogni interpretazione nostra del bello è dettata dalla società. Vedi ad esempio, adesso scusa se tiro in merito l'alimentazione, il mangiar cani per certi è bello, è normale, ok? Come può essere bello per noi vedere certi mari caraibici eccetera, per altri nati e cresciuti in altri continenti può essere bella invece la collina, La il montagna, nevata. la neve, Quindi la nebbia. anche queste percezioni secondo me non sono nostre, è un qualcosa di collettivo, non so se mi spiego, un po' tiro un po' in ballo Jung, no? E il suo inconscio collettivo, che non è altro che questa visione ereditata secondo me a parte Jung dalla ti devo tirare in genetica. ballo. Sì, il mio amico Jung. Perché su qualcosa Siamo tutti younghiani, non è una moda, cazzo. è un modo di dire. Di nostro resta che c'è veramente poco. Per esserci un qualcosa di nostro, di veramente creativo, secondo me dobbiamo morire a tutte queste cose, a tutto il passato, a tutti gli insegnamenti, a tutto ciò che ci circonda come condizionamento e vedere il mondo completamente spogli, vedere il mondo completamente nuovo. Un po' come quando io ogni tanto mi fermo a guardare le nuvole, gli alberi, no? Io dico: guarda, quella nuvola che bella, eccetera eccetera, però anche il fatto che io quella nuvola la trasformo in parola, in simbolo, in concetto mentale, già rovino tutta la realtà, perché se io elimino la parola dal mio modo di percepire, dal mio essere, dalla mia mente, percepisco questa visione della nuvola, dell'insieme, come un qualcosa di infinitamente più grande. La nuvola non deve esistere come parola, la parola è una cosa estremamente limitativa, almeno questo è quello che io sto sperimentando. Anche adesso il vedere tutto questo mare, questo sole che si specchia nelle onde, vedi, io dico, penso, no? Alla fine sto vivendo razionalmente, sto vivendo con la mente umana, dico il sole che si specchia nel mare, ma togli la parola sole, il concetto del sole, il concetto del mare, e vivi questa realtà, vedi che ti sentirai infinitamente in qualche modo perso e parte di questa realtà contemporaneamente, e il tutto assume un significato infinitamente più grande. Eccolo! Oh, baby,